Flash mob è un modo, fra altri, per poter manifestare il proprio dissenso verso qualcosa. Diciamo che siamo alle porte dell'estate e vista la situazione purtroppo in merito alla prevenzione degli incendi boschivi, direi che ce n'è proprio bisogno. Si stanno organizzando diversi flash mob come questo un po' in tutta la Sicilia e questa è una grossa opportunità per tutti noi per far sentire una voce unanime contro i criminali incendiari, contro gli incendi boschivi in tutta la Sicilia. Allora, oggi è stata una giornata importantissima, non solo per la Sicilia in sé, ma anche per la società civile. Abbiamo cercato di coinvolgere più realtà territoriali sul tema degli incendi boschivi, un tema importantissimo non solo per come dice il titolo del flash mob, facciamo scruscio, ma soprattutto per fare appunto quello scruscio che serva a chi deve prendere decisioni, a chi ha competenze in materia di incendi boschivi, quindi chiaramente in primis la regione siciliana, quindi loro devono capire che il fenomeno degli incendi boschivi è un fenomeno da affrontare sicuramente nelle primissime pagine, soprattutto il tema della prevenzione che ci riporta a un periodo del 7 maggio dove ancora i cantieri forestali sono chiusi e non ci sono stati fatti opere di bonifica, di via di parafuoco e la stagione antincendio è praticamente alle porte, quindi c'è una ripetizione sempre degli stessi problemi, si spende troppo per l'emergenza e poco per la prevenzione. Allora, il problema degli incendi a livello regionale è un problema serio. L'impressione che ho avuto oggi da parte di chi ha partecipato è stata buona. Spero che il messaggio sia arrivato il messaggio che innanzitutto parte da noi questa prevenzione, parte da noi la salvaguardia del territorio, perché quello che ci circonda è casa nostra, è questo che fa grande anche una comunità, la salvaguardia del nostro territorio.